Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, capitale italiana del volontariato. Il presidente Mattarella, accolto con applausi alla cerimonia di chiusura, ricorda che quasi 5 milioni di italiani dedicano il proprio tempo a chi ha bisogno, un patrimonio che definisce impressionante. Ad Agrigento situazione fuori controllo per l'ennesima emergenza idrica, la rete Colabrodo trasforma le strade in torrenti, in via Verdi e a San Leone nuove perdite mandano in tilt traffico e residenti. Per la procura di Trapani va condannato a 10 anni di reclusione il campione olimpico Antonio Pizzolato, accusato di violenza sessuale di gruppo. Stessa pena richiesta per altri 3 imputati. Mondello, no all'interdittiva antimafia per la italo-belga, ma esperti per la legalità nominati dalla prefettura. Per il deputato Labardera è un commissariamento di fatto della società che dice ha assunto negli anni 21 parenti di boss. L'azienda replica, continueremo regolarmente la nostra attività. A Catania, via San Francesco, l'arena trasformata in una maxi discarica a causa degli incivili che abbandonano in massa i sacchetti di immondizia. Vedrete, eccole qua, le immagini dello scempio. Tutto esaurito al Teatro Pirandello di Agrigento per My Name is Michael. Alessio Piuma fa rivivere l'energia e l'eredità del divo statunitense con musica dal vivo e coreografie spettacolari. Calcio, Catania da primato nei numeri e anche nelle prestazioni. Con il Crotone arriva un altro successo al Massimino e la conferma del primo posto in classifica. In Serie B domani tocca al Palermo, impegnato al Castellani contro l'Empoli. L'obiettivo è il rilancio definitivo in classifica. In apertura una notizia di pochi minuti fa: a Corleone una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. La donna, raccontano in paese, aveva perso 8 mesi fa il marito, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi, un uomo che tanti ricordano in paese per la sua bontà. La donna si è trovata da sola a gestire la figlia disabile e probabilmente non ha retto alla sua situazione, provocando la duplice tragedia. Questo a Corleone. Adesso i nostri servizi, i volontari sono dei veri patrioti, così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della cerimonia di chiusura di Palermo, capitale italiana del volontariato, al Teatro Massimo del capoluogo. Lunghi applausi per il Presidente. Marco Gullà. Terzo settore tra i motori d'Italia, la conferma arriva da Palermo, che oggi al Teatro Massimo ha celebrato la cerimonia di chiusura dell'anno come capitale italiana del volontariato. L'iniziativa si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto con un lungo applauso al suo ingresso in teatro. Secondo i dati Istat più recenti, i volontari e le volontarie sono il 9,1% della popolazione, pari a circa 4,7 milioni di persone. Lo ha sottolineato con orgoglio il Presidente Mattarella. Rappresenta un patrimonio impressionante, un patrimonio basato sulla gratuità, un impegno sia organizzato sia individuale che riflette una comunità non ripiegata su se stessa, ma che sviluppa e pone in pratica valori di coesione sociale. Il volontariato è un motore di ricerca, di costruzione di rapporti che ampliano e rendono autentico il godimento dei diritti nella società. La nomina di Palermo capitale italiana del volontariato 2025 ha dato vita a un calendario fitto di eventi, laboratori, progetti e incontri che hanno animato la città con uno spirito collettivo rinnovato. Bellissima risposta data da tutta la cittadinanza. Abbiamo tirato fuori tutta una serie di incontri, abbiamo incontrato belle persone, tantissimi giovani. Il Presidente Mattarella in chiusura ha elogiato tutti coloro che fanno volontariato. Associazioni che si prendono cura anche del
della natura, dei nostri beni culturali, del nostro ambiente, che curano ferite presenti nella nostra società, che animano periferie e territori in preda allo sconforto dell'abbandono, veri e propri patrioti. Agrigento alle prese con l'ennesima emergenza idrica, allagamenti delle strade per una rete ormai ridotta in colabrodo, situazione fuori controllo. Davide Sardo. Immagini che parlano da sole. Agrigento fa i conti ancora una volta con una rete idrica che è ormai un colabrodo. L'emergenza di oggi è in via Giuseppe Verdi, traversa di via Manzoni. La strada è invasa dall'acqua, marciapiedi, muri, ingressi delle abitazioni, tutto è completamente bagnato. Dal sottosuolo esce un flusso continuo che scende per tutta la via e finisce su via Manzoni, una delle zone più trafficate della città. La scena è chiara. Non è un semplice guasto, non è un episodio isolato, è l'ennesima dimostrazione di un sistema che non regge più, un problema che si ripete ovunque, che trasforma le strade in percorsi a rischio. L'acqua scorre senza sosta, litri e litri sprecati, ma soprattutto un pericolo, pedoni costretti a camminare tra pozzanghere e asfalto scivoloso, automobilisti che devono evitare tratti ormai impraticabili. E non finisce qui. Un'altra perdita viene segnalata a San Leone in via Caterina d'Altavilla. I residenti, esasperati, filmano tutto e denunciano la situazione. Acqua che emerge dal terreno e invade la strada mentre nessuno interviene. È l'immagine di una città che vede andare in fumo una risorsa preziosa. Una città che osserva, impotente, la propria rete idrica cedere pezzo dopo pezzo. Un colabrodo che trascina con sé sicurezza, decoro e fiducia. Agrigento, ancora una volta, è sommersa da acqua che scorre dove non dovrebbe e da problemi che sembrano non fermarsi mai. Turista violentata a Trapani nel luglio di 3 anni fa. I pubblici ministeri chiedono 40 anni complessivamente di carcere. Per la procura i 4 imputati, tra i quali l'atleta Nino Pizzolato, vanno tutti condannati. Laura Spanò. 40 anni di carcere, 10 anni ciascuno per i 4 imputati, tra cui il pluriolimpionico Nino Pizzolato, atleta delle Fiamme Oro originario di Sala Paruto, e con lui gli agrigentini Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, e la richiesta dei PM Andrea Taronda e Giulia Sbocchia alla fine della loro requisitoria al processo legato alla violenza sessuale subita nel luglio del 2022 a Trapani da una turista finlandese. Alla richiesta è stata applicata l'aggravante della violenza compiuta da più persone. Davanti al tribunale i PM hanno ribadito di non avere creduto alla storia degli imputati, che si erano difesi dicendo che la donna ha gestito l'evolversi di quella serata dalla discoteca sino alla stanza di un B&B. Per l'accusa invece il racconto della vittima è stato dettagliato e veritiero, definendo inventato quello degli imputati. Le difese dei 4 uomini nelle ultime udienze avevano prodotto un video estratto dal cellulare di Davide Lupo che a loro dire provava invece la consapevole partecipazione della donna ai rapporti sessuali, ma i PM nel corso della requisitoria hanno sostenuto l'opposto e che in quelle immagini si vede altro, nessuna consapevole partecipazione. La finlandese, costituitasi parte civile, sentita in aula con le sue amiche, aveva riferito a ben altre circostanze di essersi fatta accompagnare nel suo albergo quando, ripresi i sensi, si ritrovò nel bel mezzo di quella che era una violenza di gruppo. Mondello, no all'interdittiva antimafia per la italo-belga, ma 21 prescrizioni da attuare sotto il controllo di funzionari della prefettura. Per la Vardera è di fatto un commissariamento per un'azienda che, dice, ha assunto negli anni ben 21 parenti di boss, ma per la società è una parziale vittoria. Manlio Viola. Scatta la procedura di prevenzione collaborativa per la Mondello Immobiliare Italo-Belga, la società che gestisce la spiaggia di Palermo. Si tratta di quello che il leader di controcorrente Ismaele Della Vardera chiama commissariamento della società per infiltrazione mafiosa. In realtà la prefettura ha escluso di emanare un'interdittiva antimafia nei confronti della società e ha avviato un percorso di risanamento per quella che considera, a norma del codice antimafia, una infiltrazione mafiosa occasionale e inconsapevole. Si tratta di una procedura introdotta di recente che punta a tutelare gli interessi economici
economici e l'occupazione delle aziende locali. Di fatto la prefettura ha emanato 21 prescrizioni alle quali la società dovrà attenersi collaborando con le istituzioni. Ci sarà un funzionario prefettizio che vigilerà sull'attuazione insieme ai vertici della società che sono considerate estranei alle infiltrazioni. Di queste 21 prescrizioni 10 erano già state portate a termine autonomamente, dice la italo-belga, che saluta comunque il provvedimento con favore e comunica che collaborerà rispettosamente con la prefettura. La società proseguirà la sua attività, si legge in una nota della italo-belga. Già nei mesi scorsi era stato avviato un percorso di revisione interna dei processi di controllo che ora verrà integrato con le prescrizioni della prefettura. Questo rende improbabile, anche se non impossibile, che la procedura di decadenza della concessione avviata dalla regione vada in porto e dunque quasi certamente nel 2026 e forse anche nel 2027 la spiaggia di Mondello resterà come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni. Poi però scadrà la concessione e il demanio marittimo andrà a bando secondo le nuove regole che prevedono la divisione in 14 lotti, di cui 7 di spiaggia libera. Siracusa, poco fa il giudice del tribunale ha assolto, perché il fatto non sussiste, Don Salvatore Cunsolo, l'ex cappellano militare che era accusato di violenza sessuale nei confronti di un minore. Messina, dalle intercettazioni nell'ambito dell'indagine che ha portato all'arresto di Francesco Stagno dal Contres, le trattative e le richieste in denaro dell'ex primario alle aziende farmaceutiche e produttrici di attrezzature medicali. Francesco Triolo. Il telefonino sotto controllo, microspie nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Messina e anche in auto. Le orecchie degli investigatori hanno ascoltato e poi rendicontato tutte le trattative dell'ex primario Francesco Stagno dal Contres con le aziende farmaceutiche di prodotti medicali per quelli che considerava contributi al congresso del SICPRE che si è tenuto ad ottobre 2024 a Giardini Naxos. Dal Contrex, ex parlamentare per 4 legislature, molto noto a Messina, e ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che ha complessivamente 31 persone indagate. Così le intercettazioni il 29 agosto 2024 hanno carpito come una sponsorizzazione da 1.000 euro era considerata da pidocchiosi, come l'ha definita dal Contres, pronta a cacciare dal reparto la responsabile della Kir Medical. Qui non entra più, non le ordino più nulla, ha detto. Una frase che il professore ha condiviso con Francesca Melita, capo della sala operatoria della chirurgia plastica del Policlinico, addetta a predisporre gli ordini dei prodotti medicali per il reparto. Ho un congresso, io devo campare, voi capite, ha detto il primario riguardo la necessità di ordinare prodotti dalle aziende sponsor. Melita, scrive il GIP, reagisce esprimendo la piena consapevolezza della illiceità del loro agire, prospettando il rischio di un processo penale per la procedura adottata. Melita consiglia di non ritirare l'ordine per evitare sospetti e di far passare la richiesta come un acquisto diretto, eludendo di fatto la gara d'appalto. Secondo quanto stimato dagli investigatori, l'ammontare complessivo delle somme incassate per il congresso si aggira sui 700.000 euro. Dai documenti inoltre è emersa la sistematica falsificazione, scrive ancora il GIP, della presenza in servizio del professore Stagno dal Contres al Policlinico, in coincidenza con le operazioni che eseguiva in una clinica privata di Ortoliuzzo e anche al congresso stesso del SICPRE a Giardini Naxos. Attualità politica, giorni complicati per il presidente Schifani che deve fronteggiare la bocciatura del piano rifiuti da parte della Corte dei Conti e l'inquietudine degli alleati di governo in vista del voto della finanziaria che martedì approderà in aula. Il governatore teme franchi tiratori. Emanuela Corsi. Il partito del no tutto esulta in maniera scomposta. Il partito del sì alla salvaguardia della salute dei siciliani, che mi sento di rappresentare ben oltre la coalizione di governo, andrà avanti nel rispetto delle indicazioni della Corte dei Conti per dare alla Sicilia una gestione efficiente e salubre del ciclo dei rifiuti. Il presidente Schifani affida a Facebook un commento sul referto della Corte dei Conti che boccia il piano rifiuti regionale su cui poggia il progetto dei 2 termovalorizzatori da realizzare a Palermo e Catania. In oltre 200 pagine i magistrati contabili hanno rilevato gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative ed attuative, che determinano a cascata ancora più gravi inefficienze nella pianificazione, nel monitoraggio e controllo delle attività e conseguentemente nell'impiego delle risorse pubbliche. I giudici sintetizzano le richieste in 11 punti, rilevando che manca una visione generale, come già accaduto nei 25 anni delle precedenti gestioni commissariali, che rischia di inficiare in partenza il
il completamento di tutta la rete impiantistica integrata. Palazzo d'Orléans minimizza e sottolinea che i rilievi non sono una bocciatura ai termovalorizzatori. Nessun freno né paralisi, si legge in una nota, semmai uno sprone a procedere con aggiustamenti che rendano più efficace il riordino avviato. Sul fronte politico le opposizioni esultano per quello che considerano l'ennesimo fallimento del governo Schifani, travolto da inchieste e scandali ed incapace di affrontare i problemi della Sicilia, dalla crisi idrica ai rifiuti. Ad impensierire il governatore ci sono poi anche i rapporti con gli alleati in vista del voto sulla finanziaria. Il presidente ha convocato per martedì, quando il testo arriverà in aula, un nuovo vertice di maggioranza affinché non ci siano sorprese su alcuni temi non condivisi. Schifani ha annunciato che farà un appello alla coesione. Ci incontreremo e chiarirò quali sono i punti di non convergenza e non condivisi, ha detto il governatore, che punta a scongiurare i franchi tiratori che l'ultima volta lo hanno affossato in aula. Del piano siciliano per i termovalorizzatori, ma anche delle inchieste che scuotono la politica, si parlerà nella nuova puntata del Punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciribetti, che andrà in onda oggi in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. E poi tante anticipazioni sulla finanziaria regionale che, come avete sentito, arriverà nei prossimi giorni in aula all'Assemblea. In studio, tra gli altri, il deputato regionale Daidone, che è presidente della Commissione regionale bilancio, la scrittrice Silvana Grasso e l'ex presidente della regione Crocetta. In arrivo una class action da parte del gran numero di studenti bocciati ai test di medicina. Per gli studi legali ci sono profili di incostituzionalità della riforma, violata, dicono, la privacy. Lorena Dolci. Le chiamate dalla Sicilia sono tantissime per l'adesione al ricorso CEDS, per l'adesione al maxi ricorso UDU. Sono una valanga i ricorsi da tutta Italia contro il flop dei test per l'accesso alla facoltà di medicina, superati da circa il 12% dei partecipanti, dato siciliano in linea col resto d'Italia. Una vera e propria class action da parte dei tanti studenti che hanno seguito il semestre filtro per l'accesso in medicina, che alla fine però non hanno superato con il punteggio di 18 le 3 prove di biologia, chimica e fisica. Questi dati negli atenei di Palermo e Catania. Noi chiediamo l'ingresso in sovrannumero e in prima sede. Questi ragazzi stavano dentro, quindi sono mesi che stanno dentro all'università e devono proseguire a studiare medicina, odontoiatria, perché noi vogliamo tutelare il loro diritto allo studio con una legge che oggi sul semestre filtro è completamente incostituzionale. Il vizio principale è la violazione dell'anonimato. I ragazzi si trovano con 4 tagliandini uguali con dei codici alfanumerici, con la commissione che passa tra i banchi può vedere questi codici alfanumerici. Al di là dell'esito del ricorso, resta la polemica sull'organizzazione del semestre di prova introdotto con la riforma Bernini. Studenti e anche tanti docenti criticano i programmi eccessivi rispetto al tempo, un risultato che rischia di avere conseguenze sull'intero sistema sanitario. Se al secondo appello non ci sarà una rimonta, il numero di studenti ammessi a medicina potrebbe essere inferiore ai posti disponibili. A Catania, Sacchetto Selvaggio colpisce duro nella zona dell'aeroporto. Adesso vedrete l'indecoroso stato di via San Francesco l'Arena, dove la strada è diventata una maxi discarica. Tonino De Mana. Montagne di spazzatura a pochi passi dall'aeroporto di Catania e a pochi metri dai lidi della playa. L'ennesima cartolina di ordinario degrado arriva da San Francesco l'Arena, dove la strada che vedete è trasformata in una discarica a cielo aperto. Materiali di ogni tipo, dai materassi ai sanitari in disuso, dalla plastica agli scarti edili, vengono depositati per terra. Da queste parti Sacchetto Selvaggio colpisce con sconcertante facilità. A volte è difficile persino farsi largo tra i rifiuti per accedere nelle proprie residenze. È più che una pattumiera, è un'indecenza, è una discarica pubblica a cielo aperto e questo non è degno della storia della città di Catania. Non le manda a dire Pippo D'Urso Somma, secondo cui la raccolta differenziata a Catania sarebbe stata soltanto un flop. Noi siamo
quelli che pagano di più per avere il servizio peggiore. Rimettiamo i cassonetti, non ce la facciamo, perché con i cassonetti si mette tutto là dentro. Sono tanti i messaggi inviati alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005, ma più che segnalazioni sono disperate richieste di aiuto o di intervento. Questo a via San Francesco l'Arena. Passiamo allo spettacolo, tutto esaurito al Teatro Pirandello di Agrigento per My Name is Michael. Alessio Piuma fa rivivere l'energia e l'eredità del divo statunitense con musica dal vivo, coreografie spettacolari e un ensemble che incendia la scena. Davide Sardo. Un viaggio potente, iconico, carico di energia. Al Teatro Pirandello di Agrigento è andato in scena My Name is Michael, lo spettacolo che rende omaggio alla leggenda del pop mondiale, Michael Jackson. Sul palco Alessio Piuma ha guidato il pubblico nella straordinaria storia artistica del re del pop. Musica dal vivo, danza e immagini si sono intrecciate in un racconto intenso, emozionante. Le coreografie e le scenografie hanno ricreato l'atmosfera dei grandi tour internazionali. Accanto a Piuma, un ensemble numeroso di ballerini artisti ha riportato in vita i momenti più iconici della carriera di Jackson, i successi senza tempo, le performance che hanno cambiato per sempre la musica. Piccolo break, tra poco il calcio con l'entusiasmante vittoria del Catania sul Crotone. Vi aspetto. Calcio, il Catania batte il Crotone e consolida la vetta della classifica. Gruppo compatto, pochi rischi, numeri incredibili nonostante le assenze. Marco Carli. Il calcio regala emozioni e i tifosi del Catania lo sanno bene, per il passato e per un presente che racconta di successi e ambizione. Il calcio propone prestazioni come quella del Catania con il Crotone, quasi perfetta nonostante le tante assenze, con interpreti come Quaini e Casasola sugli scudi, ma con un gruppo che esalta le individualità. 2-0 con un solo vero rischio subito. Il calcio lo spiegano i numeri e quelli del Catania al Massimino sono impressionanti: 25 punti su 27 disponibili, 0 gol subiti in stagione e imbattibilità interna di Dini che sale a 810 minuti. Sono 20 i gol fatti in casa. Noi dobbiamo essere tutti consapevoli del campionato che stiamo affrontando, delle difficoltà che ti offre questo campionato, dei numeri che sta facendo questa squadra e ripeto, devo fare dei complimenti incredibili a questi ragazzi perché sono straordinari. La partita la sblocca il primo gol di Corbari in campionato, meritato, voluto, semplice in questo caso, ma vale il senso della posizione per essere al posto giusto e mettere in rete. Partita in discesa, pochi rischi come detto, e nella ripresa il gol del bomber Lunetta dopo una bella azione che parte da Casasola e passa per D'Ausilio. Per il Jolly rossazzurro è il ritorno al gol dopo quasi 2 mesi. Diciamo che era da un po' che non segnavo e sentivo un po' questa esigenza di segnare, però ero anche tranquillo perché avevo sempre avuto occasioni in tutte le partite, quindi sapevo che stavo lavorando bene e che il gol sarebbe arrivato prima o poi. Domani alle 17:15 Palermo è impegnato al Castellani contro l'Empoli. Rosanero a caccia della vittoria. Marco Gullà. La vittoria contro la Canarese ha spazzato via i nuvoloni di crisi? Il Palermo può ancora puntare alla promozione diretta? Domande che potrebbero avere una risposta domani al Castellani. Rosanero che affrontano un Empoli in forma. 3 vittorie consecutive hanno permesso ai toscani di riaffacciarsi nella classifica che conta. E poi c'è l'ex Dionisi in panchina, voglioso di riscatto. Ad Empoli il Palermo non ha più alibi. Se i siciliani vorranno cambiare abito e indossare lo smoking, dovranno necessariamente fare punti.
Rosanero che devono però fare i conti con una tradizione negativa allo stadio Castellani. Nei 13 precedenti tra Empoli e Palermo in Toscana i siciliani hanno vinto una sola volta a fronte di 7 successi degli azzurri. I pareggi sono in tutto 5. Molte di queste sfide si sono giocate in Serie B. Inzaghi dovrebbe ancora una volta lasciare Brunori in panchina, ormai è un caso. Poi Giampaolo sarà supportato verosimilmente da Palumbo e Basic. Gomez e Gyasi tornano tra i convocati ma partiranno dalla panchina. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Ranocchi e Segre. In difesa non cambia nulla: Beresischi, Bani e Ceccaroni. Dionisi non si è lasciato bene con la società rosanero e anche con i tifosi, ma se il Palermo l'anno scorso ha fallito, di certo la colpa non è stata solo sua. Calcio a 5 in chiusura, vittoria importante per la Meta Catania che batte Pomezia 2-1 al Pala Catania. In rete Brunelli e Mario Musumeci. Il successo serve per consolidare il primo posto in classifica. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.